Grazie a tutti per essere qui presenti, a chi ci segue da casa, da collegamento sui social del Consiglio, quindi canale YouTube e pagina Facebook, e chi oggi è qui nella sala stampa del Consiglio regionale insieme agli ospiti che poi presenterò. Vedo in sala Cristiano Gebbin, dipendente di questo Consiglio regionale, e il già consigliere regionale Elso Resler in 2 precedenti legislature, e li ringrazio di essere qui presenti. Un ringraziamento anche all'ufficio di presidenza e al presidente Roberto Ciambetti, che non potrebbe essere qui presente, ma che ha grande ha voglia anche di avere una copia di questo manuale per suo interesse personale, e che mi ha permesso di presentare oggi questo manuale e gli ospiti qui presenti. Un ringraziamento anche ai colleghi che non sono potuti partecipare, di Chioggia, Marco Dolfin e Gianata Montanariello. E la giornata non vuole essere solamente una celebrazione di un orgoglio locale, in un periodo in cui Chioggia, la mia città dove risiedo, è diventata, diciamo, un baluardo a livello nazionale di tante suggestioni, sia a livello culturale sia a livello turistico, con un turismo da ogni dove, quindi un turismo di livello internazionale, anche grazie al cinema, che ha visto nelle location di Chioggia una scenografia particolare proprio per girare serie televisive e film, e anche qualche spot pubblicitario. Abbiamo visto di recente un centro storico che tutti ci invidiano e una gastronomia altrettanto invidiabile. Ma soprattutto oggi incontriamo alcune di quelle che solitamente vengono definite le eccellenze del territorio, e sono fiera di farlo parlando proprio di cultura. Sono infatti presenti il professor Renzo Cremona, che ringrazio, autore del volume appunto Grammatica Chiogiotta, e gli artefici della casa editrice Il Leggio, ovvero Sandro Salvagno e Paola Pregnolato, da sempre attenti ai fermenti cittadini che hanno creduto nella ricerca del professor Cremona e l'hanno data alle stampe pochi mesi fa, presentandola per la prima volta all'auditorium di Chioggia lo scorso 25 marzo in una sala strapiena. L'argomento è il dialetto chioggiotto, peculiare tanto quanto la città che lo parla correntemente. Vivere nell'isola rafforza sicuramente un senso di comunità, portandolo a sintesi estreme. Lì permane più radicata proprio la parlata, l'accento, i modi di dire e, come diceva Giovanni Verga, l'ostrica allo scoglio. In tale quadro mancava ancora una definitiva codificazione ortografica del dialetto chioggiotto, forse mai tentata prima a livelli così alti. Nelle oltre 1000 pagine della sua grammatica, Renzo Cremona mette a sistema anni di ricerche analitiche nell'originale parlata della Laguna Sud e nella sua produzione scritta, con un metodo mai sviluppato prima in tema, a seguire i suoi precedenti lavori Fossa Clodia e Lingua Madre. Grazie all'innovativo sistema di trascrizione OCU, ortografia clodiense unificata, l'opera di Cremona restituisce dignità scientifica all'espressione quotidiana di oltre 50.000 persone che parlano il chioggiotto nelle sue trasformazioni attraverso i secoli. La tipicità del dialetto è l'unicità di Chioggia, e non solo, direi io. Chioggia è unica e fantastica anche per chi la vede da fuori, per tanti altri aspetti. Città della differenza anche in seno alla regione del Veneto, nel cui autorevole contesto oggi illustriamo quest'opera che completa il vocabolario pubblicato nei primi anni '80 da Riccardo Naccari e da Giorgio Boscolo, iscrivendo il nome del suo autore tra coloro, e cito Lorenzo Padoan, Iginio Tiozzo, Domenico Razza, che hanno investigato i caratteri più profondi della propria città, ora e sempre più sotto gli occhi del mondo. Grammatica Chiogiotta è, non solo per le sue dimensioni, un testo di spessore che di recente ha conseguito anche il premio San Marco ad opera del Comune di Venezia, il quale ha apprezzato un lavoro unico nel panorama culturale metropolitano.
Ancora oggi, in tempi di globalizzazione, le chiogiotte e i chiogiotti parlano e pensano nella lingua originale, e non sono gli unici a farlo, se pensiamo che da una recente indagine curata da Demos per l'Osservatorio Nord-Est, i cittadini del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino che parlano il dialetto sono circa il 70%, quindi senza distinzioni tra, diciamo, lavoratori e, diciamo, anche barriere generazionali, in famiglia e anche nei rapporti tra amici. Anche per questi motivi è importante essere qui oggi e riaffermare non solo una affascinante eredità lessicale, bensì un'identità ancora intatta e ben difficile da annacquare, sebbene dalle acque sia circondata. La parola ora alla casa editrice Il Leggio con Sandro Salvagno, e poi interverrà l'autore, il professor Renzo Cremona. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Bene, intanto grazie per essere qua tutti, i presenti, anche chi diciamo, ci sta seguendo, come si suol dire, da remoto. I ringraziamenti li ha già fatti Erika Baldin, per cui non mi dilungo su questa cosa qua. Perché una grammatica? E perché negli anni 80, all'inizio degli anni 80, ho pubblicato anche il vocabolario del dialetto chioggiotto. Perché? Il motivo è remoto anche nella mia mente, nei miei ricordi di quando ero bambino. Quando ero bambino avevo due nonni, uno pescatore di mare e l'altro pescatore di laguna. E le espressioni, i modi di dire e di fare erano quelli di gente che non aveva studiato, ma aveva una grande cultura, una cultura che era formata dall'ignoranza, che però era fatta di speranza, di voler fare e di voler... Quindi l'empirismo era quello che li aveva formati fin dall'inizio e nella loro vita di pescatori. Perché una grammatica? Il ricordo è che quando ero bambino ho dei flash che però non riesco a cancellare dai miei ricordi, di uno dei miei nonni, il mio nonno Vitulio, detto Lascaro, grande lupo di mare. E nel periodo di settembre lui era solito mettere le famose sardelle sotto fracco, cioè sardelle salate col peso sopra e poi mangiarle nel corso dell'anno. E mentre faceva queste cose c'era come una ritualità, e mi raccontava sempre, mi diceva ogni anno le stesse cose, che però per me erano, a riascoltarle era come sentirle nuove. Mi diceva, ecco, vedi sto fantolin, questi sono i sardoni, ovvero le alici, e sono buone, però quando che ti ciapi una sardella salata, ti la metti in bocca, diventa un boccon. Immaginate quest'uomo che faceva anche il gesto di metterla in bocca pur non avendola, e sembrava quasi la gustasse, e dire il boccon a Chioggia è come dire o mangiamo mondo ben. Ecco, da questo, quando Renzo 10 anni fa venne in libreria e sembrava quasi volesse fare un acquisto in maniera compulsiva di libri sul dialetto, poi dopo qualche mese mi disse, guarda Sandro, sto lavorando alla codificazione del nostro dialetto, fare la grammatica chioggiota. Vi giuro, mi si è aperto un mondo, mi si è aperto un'idea di come da sempre io e anche mia moglie, che ha origini non chiogiote però ormai è radicata nel nostro territorio più di me, posso dirlo, abbiamo capito che era l'opportunità di dare forma anche a questo libro. Quindi dopo il vocabolario, la grammatica, quindi 2 libri imprescindibili l'uno dall'altro, e in mezzo gli altri lavori di Renzo che sono Fossa Clodia e Lingua Madre. Non mi dilungo, spero di essere stato chiaro nell'esposizione del motivo. Ecco, una cosa volevo dirvi. Prima Erika giustamente diceva che il dialetto a Chioggia lo parliamo, è vero, continuiamo a parlarlo in casa, perché noi quando i bambini sono piccoli parliamo in italiano a casa, poi il primo giorno che vanno a scuola tornano a casa e parlano in dialetto, questo è pacifico. Però i miei figli parlano un dialetto
posso dire inquinato. Inquinato da cosa? Le università, Padova, Venezia, Ferrara, Bologna e altre città. Un dialetto fatto da, perché? Innamoramenti. Un'amorosa o un moroso padovan, o un moroso, un'amorosa di Verona, per cui ci sono degli abbinamenti che entrano a far parte della nostra lingua, entrano nel linguaggio quotidiano. Quindi il dialetto oggi è, diciamo, inquinato in senso buono, sia chiaro. E da qua passo la parola a Renzo. Vado, mi sentite? Bene. Ringrazio anch'io tutte le persone che sono intervenute oggi, perché è sempre bello vedere che ci sono persone interessate alla lingua, anche quando questa lingua viene chiamata dialetto. Allora, partiamo proprio da qui. Sandro ha già, direi brillantemente, detto la sua necessità di pubblicare una grammatica. Arriviamo a monte del perché c'è stato un matto che ha pensato di scriverla questa cosa qui. Allora, quelli che normalmente vengono chiamati dialetti non sono nient'altro che lingue che non sono ufficiali, che non sono state codificate perché non ce n'è la necessità, perché non sono lingue di una comunità politicamente autonoma, eccetera, eccetera. O perché non esiste un corpo letterario talmente grosso, pensiamo per esempio al friulano, no? Che pur non essendo la lingua di un'entità politica autonoma, comunque è considerato una lingua a tutti gli effetti perché è codificato, ha una letteratura molto, molto vasta, eccetera, eccetera. Quindi quando si parla di dialetto, un dialetto è una roba che si parla, per cui che necessità c'è di codificarlo, che necessità abbiamo di una grammatica? Allora, nell'82 è uscito questo splendido lavoro che è il dizionario di Naccari e Boscolo, raccolte da Naccari e poi sistematizzato da Giorgio Boscolo, il dizionario, che faceva un po', come dire, il punto della situazione di quelli che sono i tesori lessicali nascosti nella parlata di Chioggia. Tesori veri e propri, perché basta aprirlo per rendersi conto che noi abbiamo perso l'85%, e non esagero, forse anche di più, del nostro lessico. Quindi il dialetto, che è considerato, insomma, il parente povero della lingua, perché si dice certo il dialetto non è utilizzato per le situazioni ufficiali, meno male dico, anche perché poi serve una lingua che sia valida per tutti, una lingua che dal nord al sud ci si possa capire e comunicare, per cui è una lingua che manca di un sacco di termini, non è, come dire, predisposta, o almeno non lo è ancora, o non lo è più. Per esempio prendiamo il caso del veneziano, che è stato tra le lingue utilizzate nelle cancellerie a Venezia, non lingua ufficiale come si dice, perché non c'è mai stata una lingua ufficiale a Venezia, e quindi sostanzialmente uno dice sì, vabbè, il dialetto non è proprio una vera e propria lingua. In verità non è così che si misura se una lingua è più o meno degna di essere chiamata lingua, no? Perché io ricordo quando sono stato in Groenlandia mi dicevano noi non avevamo nemmeno la parola per dire guerra. Allora cosa diciamo? È un dialetto? Allora l'Inuit. Noi lo chiamiamo lingua. Oppure, ma sì, il sardo è una lingua, il bergamasco è una lingua, perché sono tanto diversi dagli altri. Non sono questi i criteri con cui noi decidiamo se è lingua o non è lingua. Tutte sono lingue. Diciamo che la parola dialetto indica appunto la lingua di una comunità che non è politicamente autonoma. Dopo, sfogliando il dizionario, uno si rende conto che la ricchezza del Chioggiotto fino a 70-80 anni fa era tale che avrebbe potuto esprimere naturalmente, non esistevano ancora i neologismi per parlare delle cose nuove, avrebbe potuto esprimersi in quasi qualsiasi campo. E poi il lessico si crea a seconda delle necessità, no? Ecco, vedere che c'era questa ricchezza immensa, questo grosso patrimonio lessicale e che non veniva utilizzato e che anzi sarebbe stato molto bello utilizzare e renderlo, farlo brillare in tutta la sua espressività, mi ha fatto pensare che forse c'era bisogno anche di essere consapevoli dei meccanismi espressivi della nostra lingua, no? Per cui un'occasione del tutto fortuita, la partecipazione a un premio letterario in cui bisognava scrivere
scrivere qualcosa sulla città, mi era stato chiesto perché non partecipi anche tu, che così magari scrivi qualcosa per la città. Io non avevo mai scritto in dialetto fino a quel momento, quindi nel momento in cui mi sono messo, ed era il 2011, a scrivere qualcosa, il problema primario è stato quello di come lo butto giù, come lo scrivo. La trascrizione dei termini che c'è nel vocabolario di Naccari e Boscolo è eccezionale, perché prende come dire, spunto da quello che Lorenzo Paduana nei primi anni del 1900, 1906-1907 aveva già codificato benissimo, e ne fa tesoro e ce l'ha portato fino alla fine del XX secolo. Però c'era, come dire, un eccesso di segni laddove non servivano per rappresentare l'apertura o la chiusura in alcune posizioni delle vocali. Adesso è una questione tecnica su cui non mi dilungo molto, che non serviva, perché bastava ridurre alcune regole e rendere molto più snello il tutto, in maniera tale che anche chi non sapesse parlare il nostro dialetto, almeno leggendolo, intonazione a parte, lo potesse leggere correttamente. Quindi l'OCU, di cui parlava prima Erika, appunto, è una sistematizzazione che viene dopo quelle che sono state già fatte, appunto, prima da Padoan e poi da Naccari e Boscolo. Quindi sostanzialmente si tratta di ridurre i segni, di economizzare un po' di cose e di renderlo un sistema di scrittura flessibile, che parte da come si scrive in italiano. Però non crea un sistema di scrittura autonomo completamente staccato dall'italiano, perché non possiamo non considerare che la prima scrittura che si impara a scuola è quella italiana, e quindi è molto più semplice utilizzare quelle regole e aggiungere quelle poche che non sono contemplate appunto nell'italiano, insomma. Quindi diciamo che questa partecipazione a questo premio, da cui poi non è uscito un granché, nel senso che non ho avuto granché di riconoscimento, per cui è una cosa che ho fatto così per puro piacere personale, mi ha però stimolato ad approfondire queste capacità espressive. Per me la lingua è come cibo, è un materiale da manipolare, su cui appunto infilarci le dita, è proprio come se fosse una pasta che si fa. È proprio piacere puro quello di vedere come si potevano esprimere delle cose addirittura kafkiane in alcuni momenti, perché in Fossa Clodia, di cui parlava prima Sandro, c'è appunto una metamorfosi kafkiana che non è in Scarafaggio ma in Bossolà. Per cui c'è uno che improvvisamente si rende conto di essere non lo Scarafaggio di Kafka, ma un Bossolà. Ed esprimerlo in dialetto, questo suonava assolutamente credibile. Per cui poi sono venute addirittura il libro termina con una specie di stream of consciousness, un flusso di coscienza come Molly Bloom alla fine dell'Ulisse di Joyce, in cui c'è questa persona che torna a Chioggia e dopo molti anni capisce che la città non ha fatto altro che portarsela dietro, per cui ci ha chiamato la poesia di Cavafis, la città. Io ho solo aggiunto una parola o due per renderla più locale, ma ho tradotto esattamente dall'originale di Cavafis ed è venuta perfetta in chioggiotto. Questo mi ha gasato a dir poco, perché ho pensato e ho visto che in pratica il dialetto può esprimere realmente, se glielo fai fare nel modo giusto, quasi tutto quello che vuoi esprimere. Per cui da lì poi sono partiti altri testi come Lingua Madre, che analizza proprio il rapporto tra la lingua e il dialetto in una pièce teatrale e poi in dialetto e in italiano. E nel frattempo ho cominciato a lavorare sulla grammatica. Sandro è stato non generoso, di più, perché mi ha fatto conoscere lui i testi di Padoan che io non conoscevo, i saggioli clodiensi, che sono alla base, secondo me, di qualunque genere di studio che si voglia fare sul dialetto. E poi, mentre si lavorava sulla grammatica, per cui ho consultato non solo testi scritti, ma credo di avere stoccherizzato e stressato amici, conoscenti e persone di tutte le età, dicendo: ma tu questa cosa io l'ho sentita, mio nonno che era di Calle Ravagnan e mia nonna era quindi patente di chioggiotto puro, anche se mio padre è emiliano, mia nonna era di Calle Rugoli, per cui si può dire più chioggiotto che così si muore. Scrivevo a tutti: ma io me la ricordo, mio nonno questa cosa la diceva, tu te la ricordi? Allora c'è chi se la ricordava, chi non se la ricordava, chi se la ricordava leggermente diversa. Quindi io ho semplicemente preso tutto, ho sistematizzato, analizzato e cercato di interpretare i meccanismi del chioggiotto, ma creando una grammatica descrittiva.
non una grammatica appunto che sia normativa e che dica come si deve scrivere. L'OCU è una proposta molto economica, molto snella, e per questo sarebbe, come dire, un'ottima alternativa alle 100.000 grafie che si vedono circolare in rete, che ovviamente sono libere, ci mancherebbe altro, però se uno va a leggere realmente come dovrebbe leggere quello che viene scritto, non è Chioggiotto. Quindi diciamo che da quel punto di vista la grammatica poi ha generato, come dire, anche delle problematiche che all'inizio non c'erano. Io ricordo che quando mi sono messo ad analizzare quella che secondo me è la parte più interessante forse di tutto, che è la parte del verbo, che sono centinaia e centinaia di pagine, sono venute fuori delle abitudini lessicali, linguistiche, a cui non facciamo caso, perché appunto essendo eminentemente parlato il dialetto non ci ragioniamo su questo, diciamo va, lo facciamo e basta. Poi quando vai ad analizzare capisci, beh, ma allora come funziona realmente? E quindi lì, prima di come dire, sistematizzare e tirare fuori quelle che potrebbero essere alcune costanti e quelli che definiamo delle regole, deve passare un bel po' di tempo, perché vanno fatte molte prove anche per vedere questo. Poi naturalmente persone che alle fermate dell'autobus parlavano, in barca, sul vaporetto. Io ho registrato qualsiasi cosa che sentivo, qualsiasi cosa che ricordo, per cui quello che voi trovate dentro è sì frutto dei documenti anche di decenni, e a volte ci sono dei testi anche di fine Ottocento, ma sempre con la precisazione che si tratta di quando si tratta di un Chioggiotto non più parlato, viene detto. Questo non esiste più nel Chioggiotto di oggi, perché non dobbiamo dare un'immagine di un grande calderone dove dentro c'è di tutto, e uno che viene da fuori dice ma questo è il Chioggiotto di quando? Quindi è il Chioggiotto di adesso, e quando si tratta di usi che sono scomparsi dall'uso quotidiano viene sempre segnalato. E da qui nel frattempo sono partiti poi manifestazioni, organizzazioni anche fatte di manifestazioni culturali durante l'estate, in cui abbiamo proposto dei testi. Dopo, se volete, se c'è il tempo, mi piacerebbe leggervene uno, che come suona la Szymborska, per esempio, premio Nobel nel 96, in dialetto. Uno dice, vabbè, sarà una roba buttata in vacca, come quello che a Chioggia noi chiamiamo KPC, no? Cioè, in dialetto suona tutto molto più basso, molto più volgare, molto più brutto, grazie, finché gli fai dire solo quello, è ovvio che appena lo senti parlare il tuo cervello lo associa subito a questo. Ma sentire la Szymborska letta in dialetto, o Calvino abbiamo letto, Primo Levi, ecco, un mio amico per esempio mi ha detto, ma lo sai che io sequestro un uomo, in dialetto, ditemi voi altri sei un cristiano, io penso di averlo capito, mi ha detto per la prima volta oggi. Non che questo mio amico sia un analfabeta, non sappia l'italiano, ma lì hai netta proprio l'impressione di cosa vuol dire una lingua e cosa vuol dire essere a casa dentro una lingua. No? Sembra un'espressione molto poetica, uno abita la lingua, è a casa dentro. Ma questo vuol dire, quando io sono all'estero, sono anche fuori città, io abito da molti anni a Padova e sento qualcuno che parla nella mia stessa lingua, io automaticamente, anche se non parlo dopo con questa persona, mi sento come se fossi a casa, e questo significa che noi siamo a casa dentro la lingua, non nei luoghi. Quindi se dovesse sparire un giorno la lingua, rimarranno le case, rimarranno le calli, bellissima la nostra città, ma Chioggia sarà sparita, perché non ci sarà più quello che la rende tale, no? E quindi vedere queste reazioni delle persone che non si aspettavano, anche l'estate scorsa, ricordo ci sono state persone che si occupano anche di cultura ad alti livelli, che non immaginavo potessero essere interessate a una cosa del genere, che sa sempre, puzza un po' di folcloristico, con tutto il rispetto per quello che è il folklore, che è importante da mantenere. E invece sono venuti e mi hanno detto, ma lo sa che non pensavo che si potessero fare delle cose del genere in dialetto. Avete visto, bisogna fargliele dire. Abbiamo letto Brecht, abbiamo letto Rainer Kunze, abbiamo letto appunto Primo Levi, Calvino, e vi dicevo anche la Szymborska. Per cui tutto è possibile purché uno glielo faccia dire. Quindi volete sentire la Szymborska? Andiamo a sentire quello che è il contributo alla statistica, che in dialetto è dare una mano a fare i conti. Allora, guardiamo di fare 4 conti. Su 100 persone, che ne sa sempre una pi d'est'altri, 52. Che i sa ogni passo,
quasi tutti st'altri. Pronti a dartene aggiuto, basta però che la roba non dura mondo. Addirittura 49. Boni sempre, perché altro ne sa fare. 4. Beh, dai, femo 5. Chi ebbe a voglia ad ammirare senza invidia, disdotto. Chi vive sempre con la paura de qualchedun o de qualcosa, 77. Dotai per essere contenti, a farla grande poco più de 20. Che da soli ni te fa niente, ma che insieme cost'altri divente bestie, de sicuro più de metà. Crudeli se la situazione che lo comande, meglio non saperlo, neanche a presa poco. Quei che poi t'ha detto chi sapeva, lori, minga tanti de più de quei che sapeva prima, sa. Che dalla vita i settiole solo robe, 40, anche se vorrebbe falarme. In pio lì, chi che n'ha sempre una e senza una pila al scuro, 83 prima o dopo. Chi se merita che ti li compatissi, 99. Che gli ha da morire anche a ori, 100 su 100, numero che nessuno ha ancora cambiato. Io direi che spero, cioè, non si stia rivoltando nella tomba, non abbiamo fatto nessuna operazione di svilimento, nessuna operazione di ridicolizzazione, semplicemente chi è di madrelingua la sente immediatamente alla pancia, molto meno estranea che non a sentirla nella nostra splendida lingua che è l'italiano e che tutti ci invidiano. E come la Szymborska, così Primo Levi e così Calvino, persino l'opera, diciamo, più pirotecnica della lingua italiana, che è bellezza pura di linguaggio, che è Le città invisibili, l'abbiamo letto in Chioggiotto, senza che la cosa sembrasse più bassa. Quindi qui ne abbiamo Cecco Angiolieri, abbiamo di tutto. Per cui diciamo che questo appuntamento è diventato un po' un appuntamento, possiamo dire, fisso ogni anno, quello in cui riproponiamo assieme a Santa Boscolo, Plinio Boscolo, e da quest'estate ci saranno anche Martino Boscolo e Dario Penzo, proponiamo dei testi che in qualche modo possano fare riflettere, quindi abbiano anche un certo valore per la comunità, non solo testi anche divertenti, per esempio come quello di Cecco Angiolieri, ma e qui parlo per esempio dei testi di Brecht o di Rainer Kunz sulla censura o cose del genere, accompagnati spesso da qualche eccezionale musicista che rende anche molto più piacevole la nostra proposta. E la comunità risponde. La comunità risponde, quindi vuol dire che abbiamo in qualche modo intercettato una necessità, un bisogno, un desiderio che è quello di, a me piace pensare, ma magari lo penso solo io, che è un desiderio di riappropriarsi di qualcosa che è tuo. Perché questo, chiariamolo subito, non va a detrimento o ad esclusione dell'italiano. Anzi, come dice una mia carissima amica scozzese delle isole Shetland, Christine De Luca, e potete immaginare dal cognome, lei ha origini lontanissime, non parla l'italiano, ma ha origini lontanissime italiane, lei scrive in shetlandese, che è questa lingua delle isole Shetland, a largo della Scozia, mare del nord, e lei dice che parlare più lingue è come, però è corta, la possiamo sentire questa in dialetto, è come mangiare, dice, a due tavoli, fare due banchetti. E la sua poesia si intitola appunto Uguali anche se diversi, in Chioggiotto precisi anche se differenti. Avendo buo fin da principio, pide una maniera de parlare, de darghe un senso alle robe, imparemo a far gestare quello che disemo in drento quello che la gente si aspetta. Biache di compatì quei che sanati con una lingua sola, quei che non cerche mai da mangiare su altre tole. Venire su codolingue, o stumettare, vuole dire fare ganzega senza incorgersi. Due maniere de pensare, una che slarga st'altra. Le ne può fare vedere un altro mondo, manca come che st'altri mondi
sia tutti precisi, anche se differenti. Quindi è un arricchimento, non è una privazione, non è una lotta a chi deve prevaricare chi. È semplicemente, come dice il dialetto quando dialoga con la lingua, l'ufficio visti in lingua madre, il dialetto è la lingua che rivendica di poter essere a casa sua al posto d'onore assieme agli altri. Dice, poi sei arrivato tu, dice all'italiano, e hai deciso questo si dice, quello non si dice, quello si fa, quell'altro non si fa, e adesso il risultato dice che a casa mia io sono, che oggi forse possiamo dire ancora non è proprio così, sono al posto dell'ultimo arrivato. Ecco, io potrei andare avanti altre 2 ore se volete, ma se avete domande... ecco, una cosa che è venuta fuori, che ci tenevo a dire di questa grammatica, è che studiando anche testi di dialettologi, quindi persone anche molto più titolate del sottoscritto che hanno fatto studi, perché io mi sono limitato a descrivere la mia lingua da madrelingua, quindi è più semplice, e a teorizzare poi alcune cose, ma studiando i testi di queste persone che hanno fatto lavori eccezionali, ho poi confrontato documenti anche di 400-500 anni fa, in alcuni casi rarissimi siamo andati a testi medievali, che anche lì bisogna prendere sempre con le pinze, perché non possiamo sapere se, anzi sicuramente non parlavano in quel modo, ma era una lingua un po', come dire, risistemata per poter essere scritta. Finalmente abbiamo delle cose da opporre ai nostri, ma sì, perché no, amici padovani e veneziani. Quando vengono qui ci dicono, hast tu visto i fioi? No, ci dicono, prendendoci in giro sulla hast tu visto o no hast tu visto. Ecco, allora io devo dire che per quanto riguarda l'hast tu visto, noi possiamo dire che abbiamo una bella cosa da dire, che adesso vi dirò subito. Che credi tu da fare, Orbo Carogna? Hast tu provato mai simil dolor? Questo era il veneziano del Cinquecento. Hast tu impiao fuoco, impisao fuoco, intelmesao? Vos tu che te daga? E questo è ruzzante, padovano, pavano, fine 400, primi 500. Quindi, sì, hast tu visti fioi? Benissimo, noi parliamo ancora come loro parlavano 500 anni fa. Abbiamo mantenuto una lingua antichissima che tutti ci invidiano. I dialettologi linguisti sono interessatissimi. Ricordo che quando facevo l'università il mio prof di linguistica, Guglielmo Cinque, mi interpellava sempre, mi diceva, posso dare il tuo numero di telefono a un'equipe di dialettologi di Padova che sta studiando, perché il chioggiotto è un dialetto molto, molto, molto studiato ed interessante. Adesso finalmente hanno un mattonazzo a cui dedicarsi se vogliono approfondire, ed è un dialetto che ha mantenuto per la costituzione stessa geografica, no? È un'isola Chioggia, per cui ha mantenuto inalterate delle caratteristiche che noi troviamo appunto 400-500 anni fa. Il condizionale stesso, ecco, io vorrei fare una petizione, oggi non ci siamo preparati con il foglio firme, ma io vorrei fare una petizione per salvare il condizionale chioggiotto, perché il vero condizionale chioggiotto è quello che finisce in ave, farave, andarave, dirave, vorave, avarave, non quelle robe che si sentono in città oramai, che sono invasioni del Veneto dell'entroterra, faria, andaria, diria. Quando mia sorella, che è chioggiota come me, che ha lavorato a Venezia a Mestre per 20 anni, mi dice, mi diria che ti parli in contadin, click. Per cui, scusate, è quello che a Venezia 100 anni fa la giudecca ancora si usava, farave, andarave, dirave, dopo è sparito. Un veneziano una volta mi ha detto, parli come mia nonna, che era di Saccafisola e diceva che usavano ancora quello. Adesso non lo usa più nessuno. Dove troviamo ancora i condizionali in ave, avi, eccetera, eccetera? Chioggia, sottomarina. I sottomarinanti, qua c'è ottime coppe, ma i sottomarinanti hanno mantenuto intatto tutto il paradigma del condizionale, cioè i sottomarinanti dicono noi altri andaravimo, voi altri andaravi, che mi ho sempre detto da Ciosotto, voi altri andaravi, mentre oramai i chioggioti hanno preso dal veneziano, dai veneto dentro da noi altri andaressimo, faressimo, no? Dopo si sente la nostra origine quando facciamo la domanda, perché ti saresti affermativo, tu saresti, ma subito appena facciamo la domanda slittiamo al saravis tu, invece saressis tu, vedi tu, allora la forma. Se no dobbiamo andare in Istria per trovare i condizionali così, ma non
nell'istriano, che è il veneziano d'oltremare trapiantato in Istria, bensì nell'istrioto, quindi alcuni posti tipo Dignano, Valle. Ecco, quei posti lì, ancora qualcuno c'è che le parla, l'istriano e l'istrioto, hanno lo stesso condizionale nostro, invece di Farave, Faravi, per cui insomma abbiamo un patrimonio linguistico che è veramente originale, che oramai è stato completamente livellato e annacquato nella gran parte della regione, perché la variante padovana e pavana poi dell'entroterra è dilagata, per cui dovremmo essere fieri di aver mantenuto una lingua così diversa dagli altri, al di là della Stuvisti Fioi, tutta una serie di... Dico, dopo ci sono vari livelli di italianizzazione del dialetto, è chiaro, che sono sempre maggiori. Per esempio, vi dico solo una frase che tra quelle che ci sono dentro la grammatica, ci sono vari livelli, e questo è il bello anche del dialetto, perché è, come dire, è iperstratificato, no? Quando inizia il film, i Pifinetti dice, quando è che inizia il film? Quando è che comincia con la C, che è estraneo, quando è che scomincia il film? E qua cominciano i ruspanti. Quando è che tacca il film? O quando è che va su il film? Quando è che va su? Mio nonno diceva sempre così. Oppure veniva a casa e diceva a mia madre, Gioia, hai tolto gli articiocchi? I carciofi. Che tutti credono venga dal tedesco, dall'inglese, invece è una parola che articiocchi è spiacente, deriva da... allora, pensereste mai al Karshuf, dall'arabo, tramite Firenze, poi è arrivato in tutta Italia. Quindi, gli armelini, chi è che si ricorda cosa che sono gli armelini? Le albicocche, perfetto. Abbiamo fatto una bella iniziativa in una scuola media con Sandro e Santa Boscolo qualche settimana fa, e chiedevamo ai ragazzi delle medie, che sono stati meravigliosi, interessatissimi, intervenivano, quante parole conoscevano, e insomma in alcuni casi hanno dimenticato persino parole che la nostra generazione, persego, cioè la pesca, dico, come si fa, Enrico? Da smentire una parola del genere, traditori della patria. Per cui è molto bello vedere che esistono tutte queste sfumature che sfuggono ad alcuni livelli dell'italiano, che ripeto è una lingua che io amo, che sono fiero di parlare, perché ripeto ce la invidiano tutti al mondo l'italiano, ma che mancano perché il dialetto, avendo questa non ufficialità e quindi questi sbandamenti e questi vari livelli di più o meno italianizzazione, più o meno marcato, più o meno originario, offre un ventaglio che nemmeno penso la diglossia a Costantinopoli o nella Grecia moderna potesse offrire, quindi dovremmo essere contenti di questo. Grazie Grazie mille, a voi. Io mi permetto solo di sottolineare quando si parla la nostra lingua, che ormai anch'io devo dire, dopo anni in cui tra università, lavoro qui, si perde questa inflessione, no? Cioè, magari quando andavo a scuola, giustamente come Sandro ricordava, si arrivava a casa e si parlava con la cadenza, no, famosa, che è riconoscibile ovunque tu vai, anche a Milano, per dirti, qualcuno mi ha detto ma tu sei da Chioggia. Cioè, è riconoscibilissima ovunque la nostra lingua, che appunto è una lingua più che un dialetto. Perdonami Erika, che poi non suona assolutamente veneta al lessico veneto, ma ha una prosodia, un'inflessione, un'intonazione che non è veneta, quindi se ti riconoscevano come Chioggiota vuol dire che erano stati qui. Perché uno che non è stato a Chioggia non capisce se tu parli con il classico accento del chioggiotto in questo modo qua, no, non capisce che è veneto, perché il veneto tradizionalmente parla con questo accento, no, che è sempre un po' musicale, che lo prendono anche un po' in giro nelle commedie, cose. E per cui noi abbiamo, che siano stati genovesi che hanno quella volta che nel 1379 hanno fatto questa, cioè, il Campanile di Sant'Andrea, potete leggere il documento, no? Questa grida in cui sono stati scacciati tutti quelli nati in città in grande fretta. Non lo so se il tempo è stato sufficiente per creare un impasto, un miscuglio tale, però io conosco personalmente genovesi che quando sono venuti a Chioggia hanno detto è impressionante perché avete la cantilena che abbiamo noi.
Ed è bello in tutto questo, come nel pubblico che ascolta c'è sempre il sorriso, la risata, no? Quindi, cosa che non si riscontra in tanti altri dialetti che sono meno veraci, meno tradizionali, meno antichi, perché abbiamo scoperto che il dialetto chioggiotto è antichissimo, più del veneziano antico, e quindi è una lingua da tramandare a tutti gli effetti, chiaramente depurandola da tutte le inflessioni, gli inquinamenti che ci sono stati in tutti questi anni, e chiaramente anche rispetto ai più giovani che, spostandosi, un po' lo perdono e un po' magari lo arricchiscono di altri termini che non sono propriamente chioggiotti. Hast du downloadato il file? Ecco, anche i Anche neologismi. dall'inglese noi prendiamo il segno di vitalità. Quando un dialetto fa questo, una lingua fa questo, vuol dire che è viva. E ti faccio anche un'altra domanda. Tu parlavi del condizionale. Sì. Allora, una volta parlando con un amico ormai di una certa età, mi disse questa, all'interno di una frase, mi disse questa parola: save sevimu. Ah, sì, sì. Queste Potresti forme ci sono. tradurla? Allora, queste sono forme ibride derivate dalla commistione tra un'antica forma di congiuntivo imperfetto. Per esempio, invece di noi altri podessimo, che noi potessimo, mio nonno, per esempio, conosceva una sola forma, podessemo. Fessemo, che poi si sono mescolate, e qui arrivo al punto, al condizionale, ed è detto nella grammatica, perché c'è stato qualcuno che ha fatto degli studi meravigliosi che mi sono andato a leggere e ho detto ecco forse perché succede da noi questo. Tra il 4 e il 500 si sono mescolate alcune forme di condizionale, di congiuntivo imperfetto e di passato remoto, che è sparito dai dialetti veneti, e casualmente sono rimaste vive in alcuni verbi modali, tipo potere e volere. Quindi noi abbiamo ancora volessemo, podessemo, e anche verbi non modali, quindi fessemo, andessemo, che sono sempre meno usati. Spesso sono usati con i clitici, andessemonu, fessemonu, podessemonu, cioè cose del genere, che hanno sia valore di condizionale che di congiuntivo imperfetto. E questo fa sì che si siano create delle forme ibride, perché il bello del dialetto è che è anarchico, fa quello che vuole lui, non essendo normato, per cui ci sono queste savessemunu, oppure avevi detto no, un'altra cosa, savesevimunu o saveseminu, oppure ci sono forme che io ho sentito, che altri mi hanno detto io ho mai sentito in vita mia, per esempio saressi e fussè, insieme saresse, ma io non l'ho mai sentita, ma io l'ho sentita, all'epoca non si girava da Borgo San Giovanni, non andavi a Chioggia, non andavi a Sottomarina, per cui le uniche forme che potevi sentire era quello che la gente diceva, no? Magari è vero anche durante qualche litigio, qualche scontro verbale, l'essere così accalorati ti fa anche essere un neologista, no? Crei delle parole nuove. Io mi ricordo, io e mio padre alle 2 di notte stavamo alla finestra ad ascoltare cosa succedeva nelle case di fronte, no? Per cui queste sono delle formazioni derivate da incontri appunto di forme già esistenti nel dialetto. Il bello del nostro dialetto è anche questo. Ma insomma avete capito cosa significa allora? Save sevimu. Se avessimo saputo. Cioè, è una crasi stupenda. Sì. Ed è riconoscibilissima, come vi dicevo. Ovunque tu vada c'è sempre qualcuno che dice ma tu sei da Chioggia, e si mette a ridere. Cioè è sempre simpatico, no? È un dialetto molto simpatico. Io li precedo sempre, dico sì, sono di Chioggia, i selvaggi del Veneto. Basta, così hai già tagliato le gambette all'inizio. Ti ringraziamo ancora, ringraziamo anche i nostri ospiti dell'Egio. Se avete qualche domanda, altrimenti... Io avrei da ringraziare, in 2 secondi giuro, gli editori. Perché si parla tanto del libro, l'autore che ha fatto il libro, il contenuto del libro. Per carità, se sparisse il nome, restasse il libro, io sarei la persona più felice della faccia della terra, perché è il contenuto che è importante. Ma senza l'editore che faccia il lavoro di editore, e posso dire con un pizzico di polemica che sono restati molto pochi, trovare un editore che ti dica non c'è problema, qualunque sarà la mole del libro verrà pubblicato,
e che investa personalmente senza chiedere nulla all'autore è diventata una vera rarità. Per cui devo dire che se questo libro esiste, se è entrato nella storia della città, è grazie a Sandro Salvagno, perché senza di lui non si faceva nulla. Grazie mille Sandro.